Nella mattinata odierna, giorno in cui si commemora la giornata della memoria al fine di ricordare la Shoah e le leggi razziali verso i cittadini ebrei, il prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Cocciufa, ha consegnato 2 medaglie d'onore conferite dal Presidente della Repubblica su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai cittadini italiani, militari e civili deportati e internati nei lager nazisti destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra. Una medaglia è stata consegnata alla signora Maria Antonia Miliziano, figlia del defunto Nicolò Amedeo Miliziano, originario del comune di Cattolica Eraclea, presente per l'occasione anche il primo cittadino, che partecipò alle operazioni di guerra nei Balcani e venne catturato dai tedeschi il 14 settembre del 1943, quindi deportato in campo di prigionia in Germania, dove rimase per 2 anni fino all'8 maggio del 1945. L'altra medaglia è stata consegnata alla signora Calogero Eleonora Turco, figlia del defunto Giuseppe Turco, cittadino originario del comune di Canicattì, presente anche il primo cittadino della città, deportato e internato a Dungenham, Drut Wadestad, dal 10 settembre 1943 al 5 settembre 1946. Nonostante questo periodo particolarmente difficile, quindi le restrizioni a cui siamo tutti sottoposti e che tutti dobbiamo rispettare, abbiamo ritenuto di organizzare questa cerimonia, avete visto, in maniera molto sobria, molto veloce, ma è un momento significativo che non può passare inosservato, quindi sicuramente è anche un momento di forte impatto emotivo. Questa giornata, come sapete, è legata alla liberazione e all'ingresso delle truppe russe nel campo di Auschwitz di tanti anni fa e in quel momento è venuto fuori tutto quello che era successo. Il mondo forse si era girato dall'altra parte. Ho fatto anche un breve cenno ai fatti che sono accaduti ieri, che sono stati scoperti ieri. Non sono cose avulse dal contesto di cui parliamo oggi, sono il segnale che ancora purtroppo l'intolleranza, la violenza del più forte nei confronti del più debole è una pratica diffusa anche nelle nostre realtà, per non parlare di vicende ben più ampie che riguardano gli scenari internazionali. Quindi è una ricorrenza che non ha il sapore della retorica, assolutamente. Per me è una grande emozione perché mio papà da 30 anni purtroppo è morto. Se fosse lui per me è una cosa, è un onore anche perché mio padre che ha sofferto tanto in Germania, ha fatto 2 anni di prigionia in Germania e sto emozionando troppo. E raccontava che lo tenevano prigioniero, non ci davano a mangiare, era ridotto a 30 kg mio papà. Ha sofferto tanto, stava per morire quando l'hanno poi, voleva mangiare il mangiare dei cani e non ce lo davano, anzi lo picchiavano, mi diceva mio padre, ha sofferto tanto. Mio padre era il soldato miliziano Nicolò Amedeo del 9° Reggimento d'Artiglieria a Venezia, è stato impegnato nelle operazioni belliche sia sul fronte greco-albanese che in Montenegro, nei Balcani praticamente. È stato fatto prigioniero dopo l'8 settembre, il 14 settembre del 1943, è stato condotto, deportato in un campo di prigionia in Germania fino al maggio del 1945 e poi trattenuto dalle forze alleate fino al settembre del 1945. Sì, siamo molto onorati di essere presenti in questo evento nel ricordare e poi sono molto onorato di ricordare una persona che abitava vicino a casa mia in cui da piccolo conoscevo abbastanza bene. Il nostro concittadino, il signor Turco Giuseppe, che ha vissuto quei tragici momenti e che abbiamo tutti noi il dovere di ricordare, affinché la storia possa portarci un insegnamento che è quello di non ripetere gli errori del passato. Importante anche questo momento qui di altissimo profilo che ha voluto realizzare la signora prefetto di Agrigento e questo si poteva fare, abbiamo raccolto le famiglie di questi 2 internate, da Cattolica Eraclea e da Canicattì, e si dà un segnale a tutta la provincia, quindi l'Ampia è molto impegnata.